Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere. Bene, allora buongiorno e buon sabato mattina da una Lombardia che sta tornando in arancione. Io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. A parte la domanda che tutti noi ci poniamo quando arriveranno questi vaccini e quando ci vaccineranno, oggi però l'argomento di questa puntata è sempre e saranno sempre e solo le tasse, cari amici miei. E nel dettaglio andremo a parlare delle scadenze fiscali di marzo, perché non so quanti di voi si ricordano che lunedì dovranno pagare un bel po' di tasse. Intanto vi ricordo che se volete poi intervenire in trasmissione, parlare con me e con il mio ospite, che non vi anticipo chi sarà, ma sarà un ospite di rilievo, potete chiamare lo 02 66 20 35 29 oppure potete mandare un WhatsApp al 346 64 277 56. Bene, allora, come vi dicevo prima, l'argomento di questa puntata saranno proprio le scadenze fiscali. Perché in effetti febbraio se ne va e con marzo ne arrivano anche appunto le prime tasse da pagare e infatti lunedì si inizia con il botto. Non so se vi ricordate, ma il governo Conte, decreto dopo decreto, ha rinviato il pagamento delle cartelle fiscali ovviamente del 2020 e secondo il decreto ristori il 1 marzo 2021 scade l'ultimo termine utile per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020. Questo, attenzione, bisogna ricordarlo, vale solo per chi era in regola con i pagamenti delle rate del 2019. Per il termine quindi del 1 marzo 2021 se si pensa che ci sono i canonici 5 giorni diciamo di tolleranza, quindi che si può pagare in ritardo, no, per questa scadenza non è previsto nessuno slittamento, quindi il 1 marzo bisogna saldare tutti i debiti del 2020, altrimenti, cari amici miei, dite ciao alle rate e alla pace fiscale che avevate messo in cantiere. Ma non finisce qua, perché il 1 marzo riparte anche l'invio delle 50 milioni di cartelle fiscali che erano state bloccate. Non so se vi ricordate, ma una delle ultime diciamo decisioni del governo Conte è stato un ulteriore rinvio di queste cartelle fiscali, perché a inizio anno stavano ripartendo, anche questo era stato bloccato il lavoro di invio degli accertamenti a parte l'Agenzia delle Entrate e stava ripartendo. Si era poi pensato a una dilazione, quindi spalmiamole su più mesi o su più anni, alla fine forse sì, forse no, come facciamo? Alla fine, per tagliarla al testa al toro, si era rimandato ancora di qualche mese e il problema è che qualche mese rimandato ormai è arrivato e quindi il 1 marzo avremo anche l'invio di questi 50 milioni di cartelle che sono appunto state bloccate. Ma non finisce ancora qua, no, miei cari, perché il 1 marzo in realtà c'è un'altra scadenza. In realtà la data originaria era il 28 di febbraio, ma essendo una domenica questa è automaticamente slittata al lunedì successivo e quindi al 1 marzo, fatemi dire. E quindi il 1 marzo scade anche il termine per il versamento della prima rata del 2021. In questo caso però c'è un minimo di tolleranza, infatti qui è consentito comunque i 5 giorni di slittamento e quindi l'ultima data si può dire per pagare questa prima rata del 2021 slitta all'8 marzo, quindi entro e non oltre, attenzione, l'8 marzo si può pagare appunto la prima rata del 2021. Ma come vi ho detto bisogna anche saldare tutte le questioni in sospeso del 2020 e uno dice sì, ma se io non ce la faccio il 1 marzo a pagarla, ovviamente ci riferiamo alle situazioni come la rottamazione ter, saldestralcio eccetera. Beh, allora se il pagamento tra l'altro leggo dal sito dell'Agenzia delle Entrate avverrà oltre i termini previsti o non avverrà per l'importo totale, la misura
quindi in questo caso la rottamazione, insomma la pace fiscale in generale, non si potrà perfezionare e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Quindi questo significa che in sostanza il 1° marzo o si paga, non ci sono al momento altre opzioni. Beh, allora, ma vi do anche 2 o 3 info per nel caso che all'ascolto debba risolvere questi problemi di tasse. Allora, l'importo da pagare vi ricordo che è quello contenuto direttamente nei bollettini che vi ha inviato insomma l'Agenzia delle Entrate. Per le rate del 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissati per il 28 febbraio, il 31/5, il 31/7 e il 30 novembre 2020, si devono utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati. Quindi anche questo è un aspetto molto importante. Mentre, attenzione, per la prima rata del 2021 si deve invece usare il bollettino che corrisponde alla scadenza. Quindi non capisco che qui sembra un po' un gioco, un Tetris di bollettini, ma attenzione anche al bollettino che inviate. Nel caso in cui avesse smarrito invece i bollettini di pagamento, si possono andare a scaricare entrando nella propria area riservata e di conseguenza si mette il PIN e la password e si richiede una copia appunto di quello che poi si deve pagare con i relativi appunto bollettini. Beh, allora, ma attenzione, quindi vi ho detto, ma che soluzioni ci sono? Ci sono soluzioni, non ci sono soluzioni? Io vi dico soltanto che se il governo Draghi non dovesse porre una pezza o comunque fare una proroga, non fare una proroga, nel senso, qui poi dopo cercheremo anche di capire meglio con il nostro ospite qual è la posizione del governo e se ci sono in sostanza delle soluzioni per dilazionare i pagamenti, una nuova rottamazione, in sostanza. Tutto questo che riguarda sarà molto importante anche per capire, perché parliamoci chiaro, le aziende, quindi i debiti che devono essere, che sono stati rimandati nel 2020, non è che adesso la situazione dei contribuenti italiani sia meglio rispetto a quella dell'anno scorso. Purtroppo la ripresa economica, come anche ci ha detto l'Unione Europea, sarà molto lunga. E se arriverà e ci andrà bene sarà la fine del 2022, quindi cari miei dobbiamo insomma anche capire come riuscire a versare le tasse e in quale quantità e modo farlo. Beh, il fisco nel mentre però è pronto a incassare da circa, si pensa, 2 milioni di contribuenti che sono quelli che avevano aderito alla rottamazione ter. Beh, allora c'è inoltre anche da ricordare che il pagamento delle rate prevede un 2% di interessi annui, ovviamente non vengono calcolati per il periodo di proroga. Beh, allora prima di questo piccolo sproloquio, il mio solito piccolo sproloquio, ma lo sapete che quando parlo di tasse mi perdo insomma in un brodo di giuggiole, avevo detto quali sono le possibili soluzioni. Beh, allora una possibile soluzione potrebbe arrivare dal decreto ristori 5, che ormai qui facciamo la collezione di decreti ristori. In questo dovrebbero essere delle misure, tra cui per esempio si pensa e si spera una proroga fiscale per le rate sospese nel 2020, oltre che una serie di contributi a fondo perduto, bonus partite IVA, insomma aiuti agli stagionali. Forse ci sarà anche una novità sul blocco licenziamento e cassa integrazione, chi lo sa. Speriamo soprattutto che quest'ultime due, quindi il blocco licenziamento e cassa integrazione, si veda uno stop, o comunque magari si pensi più a fare qualcosa a livello di intermittenza. Per quanto riguarda il decreto ristori 5, che voi dite vabbè, ma non è la prima volta che ne sento parlare. No, in effetti sì, è vero che non è la prima volta che ne sentite parlare, perché questo decreto ristori 5 è ormai in pancia del governo Conte e poi adesso è passato in eredità al governo Draghi ormai da dicembre. Cioè da dicembre che si parla di questi continui ristori, di queste nuove misure. In sostanza, diciamo che è un parto un po' complicato, è una gravidanza un po' di lunga data. Si pensi inoltre che al MEF si sia più indirizzati a lasciare partire comunque l'invio delle cartelle fiscali, ma questo poi lo chiederemo meglio al nostro ospite prima di darvi informazioni comunque non del tutto corrette. E si pensa di quindi via alle scadenze fiscali, ma poi di scaglionarli per fare comunque almeno
una ripresa, quindi spalmarlo su diversi anni. Questo per dare fiato sia ai contribuenti, ma anche, c'è da dire, all'Agenzia delle Entrate, perché inviare comunque 50 milioni di cartelle non è proprio uno scherzo da ragazzi. Beh, allora, ma come vi ho detto all'inizio, abbiamo un ospite di tutto rispetto oggi, e io sono in realtà, devo dire, molto contenta di averlo con noi, perché oltre ad essere una persona estremamente intelligente e che conosce molto i temi economici e fiscali, saprà darci sicuramente delle informazioni molto ma molto utili, soprattutto per il mese di marzo e non solo. Beh, direi banda alle ciance, presenterei subito questo nostro ospite, ed è Alberto Bagnai, senatore della Lega. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito e per la gentilissima presentazione, esagerata. No, beh, direi che del tutto dovuta. Io sono molto contenta, come ho detto, glielo ribadisco anche, di averla qui con noi. Io inizierei subito con una domanda così a caldo, così iniziamo anche a scaldare i nostri telespettatori. Ma ci sarà una proroga per la pace fiscale, oppure insomma, i contribuenti si dovranno mettere l'anima in pace il 1° marzo, o pagano o pagano? Allora, premessa, il nuovo governo si è appena insediato. Come sapete, i sottosegretari sono appena riusciti a, diciamo così, accedere ai loro uffici per ambientarsi. Il sottosegretario all'economia per la Lega è l'onorevole Claudio Durigon, e stiamo cominciando ovviamente a entrare nel merito di una manovra, quella diciamo, che dovrebbe utilizzare lo scostamento da 32 miliardi votato a gennaio dalla Lega quando era in opposizione. Dobbiamo cominciare a gestirla essendo al governo, ma essendo appena arrivati, e quindi entrando su un lavoro che finora è stato sviluppato dal governo precedente. Premesso questo, comunque la risposta breve è sì, ci dovrà essere, e per quel che ho potuto capire con interlocuzioni con i vertici delle agenzie, con gli uffici dei ministeri, la proroga difficilmente riuscirà ad arrivare entro il termine. Il termine è quello del 28 febbraio. Arriverà dopo, come è successo in altre occasioni in cui ci sono state delle rimessioni in termini che sono avvenute in realtà dopo la scadenza che era stata prevista. In questo caso, a differenza che nei casi precedenti, c'è almeno una giustificazione: è cambiata la maggioranza, è cambiato il governo, e quindi i contribuenti che sono giustamente in apprensione ci scuseranno per questo ritardo. Beh, sì, direi di sì, ma quindi significa che le cartelle che appunto le cartelle relative al 2020, che hanno la scadenza quindi il 1° marzo, i contribuenti possono stare tranquilli e non versare lunedì, perché ricordiamo che lunedì le rate, giusto? O consigliato versarle? Ci sono due aspetti diversi. Allora, abbiamo le cartelle, l'invio delle cartelle che erano rimaste sospese, e quello in qualche modo dovrà riprendere. Adesso un tema che si stava dibattendo era se aspettare la fine dello stato di emergenza, non aspettare la fine dello stato di emergenza, ma l'idea verso la quale mi sembra di capire che si sia orientati è di farle ripartire, dilazionando ovviamente in 2 anni l'invio di queste cartelle, cioè non arriveranno tutte il 2 marzo, il 3 marzo sul tavolo dei contribuenti, ma questo riguarda, diciamo, le nuove cartelle, d'accordo? Ok. Poi c'è il tema delle cartelle rottamate, e poi c'è un terzo tema che è il tema del magazzino delle cartelle, che è forse il tema più interessante, anche se è quello di cui si parla di meno. Per quel che riguarda le cartelle rottamate, vi ricordo che questa è una cosa che facemmo con l'allora sottosegretario Bitonci nel decreto fiscale del 2019, ed era la possibilità per chi aveva ricevuto una cartella di pagarla rateizzata e senza sanzioni e interessi, che spesso comportano un raddoppiamento dell'importo da pagare, con 18 rate consecutive. Le rate cominciavano a luglio 2019, quando si è arrivati al 28 febbraio 2020 con la pandemia che era esplosa, il Cura Italia ha differito il pagamento di queste rate, e l'ultimo decreto fatto, il Ristori,
a dicembre aveva rimesso al 28 febbraio 2021 il pagamento delle 4 rate del 2020. Adesso si sta pensando di prorogare questo termine, di farlo slittare ulteriormente per quel che riguarda le rate cartelle rottamate. Un tema in che invece non si sta affrontando, forse si affronterà, che è interessante, è il più interessante, con il nuovo decreto ristori, è quello del magazzino. Il magazzino è una triste storia che va avanti da tanti anni, cioè se si considerano le cartelle non pagate, accumulate presso gli uffici dell'agenzia dal 2000 al 2015, d'accordo, sono circa 70 milioni di cartelle che corrispondono a un controvalore di 650 miliardi da riscuotere. Questi 650 miliardi da riscuotere però spesso sono più apparenti che reali. Certo. E anche quando sono reali, la riscossione pone, soprattutto in queste circostanze, ma in generale dei problemi pratici. Intanto mi spiego sull'apparenti che reali. Dal 2000 al 2015 alcuni contribuenti hanno fatto in tempo purtroppo a morire, o le aziende a fallire, a scomparire, quindi l'Agenzia delle Entrate è costretta a prendersi in carico delle pratiche che corrispondono a dei soldi che non potranno essere mai riscossi e quindi bisognerebbe fare un'operazione di verità. C'è quindi un tema di stralcio anche delle cartelle. Vi ricordo che col fiscale 2018, e poi chiudo, noi abbiamo fatto un'operazione di stralcio delle cosiddette mini cartelle, cioè le cartelle fino a 1.000 euro venivano stralciate, il contribuente poteva tranquillamente dimenticarsele. Ora, per le cartelle vecchie che sono nel magazzino, si sta pensando di fare un'operazione analoga, ma per importi un po' più consistenti, cioè si parla di una soglia a 5.000 euro, così. Però si tratta di cartelle vecchie, perché l'alternativa se no qual è? L'alternativa è procedere con atti esecutivi che però bisogna anche interrogarsi su quale è il senso di procedere. Non so, abbiamo circa 18 milioni di contribuenti, non è assolutamente pensabile procedere a 18 milioni di fermi amministrativi di automobili, 18 milioni di espropri di abitazioni, 18 milioni di pignoramenti di conti correnti. Bisogna anche fare i patti con la realtà. Veniamo da un anno tremendo, bisogna tirare una riga sul passato e visto che si sta parlando di riforma fiscale, questo è un buon momento per farlo, cercando anche di approfittare di questo clima di relativa concordia fra destra e sinistra di cui stiamo beneficiando in Parlamento. Assolutamente, direi che tra l'altro non vorrei ricordare male, ma questa questione del magazzino era anche stata trattata c'era stata una proposta, mi pare, da parte del Movimento 5 Stelle, proprio del governo Conte, che aveva proposto appunto anche loro, non mi ricordo se è uno stralcio delle cartelle, però comunque c'era anche lì una sorta di, che anche loro appunto andavano a sostenere, ma ormai sono cartelle che è difficile andare a recuperare, si sprecano soltanto soldi, forse è meglio di chiudere la questione e concentrarsi e mettere le risorse su altro, come appunto anche lei ha sottolineato. In tutto questo discorso che lei ha fatto, devo dire molto interessante e anche utile ai nostri ascoltatori, non si è però non ha accennato al quinto decreto ristori, perché io vorrei capire, in questo decreto ristori, che anche qui ormai è in gestazione da dicembre, capisco che ha ragione anche lei, è arrivato un nuovo governo, ci sono nuovi ministri e tutto, ma è abbastanza divertente questa cosa del decreto ristori 5, che a parte che il quinto siamo un po', ce la stiamo prendendo un po' tranquilla, ma soprattutto da dicembre che è ancora lì, se ci può anticipare qualche misura che magari sarà contenuta dentro, o che cosa si pensa di inserire. Saranno previsti per esempio i rimborsi per gli operatori sciistici, per altre attività, in questo caso saranno messi appunto questo slittamento, una nuova insomma, come potrà essere strutturato, se ci può dire qualcosa? Ma sì, posso dirvi quello che so, che non è molto, ma nonostante io sia al governo sono, se volete, scusate, non voglio sembrare polemico, ma sono in fondo abbastanza contento per il momento di non saperne molto, nel senso che, mi spiego subito,
il balletto delle bozze che circolavano mandate in giro dal competente addetto stampa del precedente premier Rocco Casalino, con tutte le anticipazioni giornalistiche, con tutto un carico di polemiche che avvelenavano il clima, eccetera, eccetera, ce lo stiamo dimenticando. Questo governo sta lavorando con serietà, questa serietà va rispettata. Allora, intanto non si parlerà di ristori, il decreto si chiamerà sostegno, come saprete molto probabilmente. Può sembrare una stupidaggine, io lo accolgo con un certo sollievo il fatto di non utilizzare più quella parola che secondo me non voleva dire molto. Allora, per quel che riguarda le misure, una già ve l'ho detta, cioè probabilmente ci sarà uno stralcio del magazzino fiscale e quindi uno stralcio di cartelle fino a una soglia che deve essere determinata. Tenete presente che su 650 miliardi di magazzino l'attesa effettiva di riscossione, cioè le somme che si presume di poter ragionevolmente riscuotere, sono 4 miliardi e mezzo, quindi stiamo parlando di somme che sono totalmente campate in aria e finalmente si interviene con un'operazione di verità. Per quel che riguarda poi le misure di sostegno al reddito, cioè quelle che si chiamavano ristori, da un'interlocuzione così con il sottosegretario, intanto siamo riusciti a capire che ci sarà una misura di sostegno che sarà universale, cioè non sarà legata ai codici Ateco. Si eliminerà quella stortura tremenda del parametro di riferimento dato dal fatturato di aprile, quindi si considererà l'intero fatturato annuo del 2020 rispetto al fatturato del 2019 e come prima un calo di oltre il 33% del fatturato darà diritto ad accedere a questa misura. Si sta lavorando sulle fasce di intervento, cioè su quale percentuale di calo di fatturato rimborsare, indennizzare alle varie attività colpite appunto dalla crisi. Stanno ancora calibrando questo tipo di misura, perché prima erano stati interventi indirizzati su specifiche fasce produttive, banalmente stanno facendo il conto di quanto costerà allargarle all'intera economia. Ok, perfetto. Tra l'altro una domanda al lampo che le volevo fare. Ecco, non mi ha risposto se per gli operatori, per gli impianti da sci che era venuto fuori tutto quel gran casino per la chiusura all'ultimo minuto. Per loro è previsto qualcosa, Doc? Volevo risponderle anche su questo, ha fatto bene a ricordarmelo. Sì, il ministro Garavaglia, perché sapete che una delle innovazioni introdotte in questo governo è stato quello di istituire un ministero ad hoc per il turismo, che è stato dato all'onorevole Garavaglia, che era stato già vice ministro dell'economia quando avevamo fatto quella rottamazione di cui abbiamo lungamente parlato all'inizio. Sì, sarà previsto un intervento specifico, non ve lo so quantificare, so che sarà cumulabile però mi hanno detto, si prevede che sia cumulabile con la misura di sostegno di cui già vi ho parlato, quindi avendo dovuto di fatto rinunciare all'intera stagione, gli operatori di quel settore vedranno una misura di intervento specifica anche per loro. Perfetto, allora sì, direi che questo è sicuramente un punto anche fondamentale, visto che purtroppo la chiusura, che poi anche giustificata perché appunto c'era il CTS che aveva detto che forse non era il caso di riaprire, però è arrivata appunto troppo a ridosso, cioè ci mancavano proprio poche ore all'apertura e in effetti ha provocato ulteriori danni economici a un settore che diciamo che non è che se l'è vista poi granché bene, come il resto dell'Italia, non è che poi i ristoranti, i bar, le palestre, le piscine diciamo che abbiano purtroppo insomma questo virus ha colpito prima il lato sanitario e poi quello economico. Io adesso lancio una breve pausa pubblicitaria e una canzone, noi ci sentiamo subito dopo ancora con il nostro ospite per ancora tantissime domande e novità. A dopo! Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus e la tua radio migliorerà. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bene, allora eccoci di nuovo di qua. Io sono Giorgia Pacione di Belle, questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Per chi si fosse appena sintonizzato, vi ricordo che stiamo parlando delle scadenze fiscali e non solo, in realtà, di tasse che insomma gli italiani dovranno pagare. Inoltre, prima di continuare con il nostro ospite, vi ricordo che se volete intervenire in trasmissione potete chiamare lo 02 66 20 35 29 oppure mandarci un WhatsApp al 346 64 277 56. Bene, allora eravamo con il nostro appunto ospite Alberto Bagnai, che ci stava anche un po' spiegando che cosa potrebbe conterrà, scusate il verbo, il prossimo decreto, stavo dicendo ristori, ma mi ha bacchettato prima perché non si chiamerà più ristori, ma si chiamerà sostegno, che direi anche un po' in segno di una discontinuità rispetto al governo Conte. Ecco, l'unica cosa che mi viene da dire, sperando che non ci sia il decreto sostegno 1, 2, 3, 4 e 5, perché se no facciamo un po', diciamo, la stessa fine.
Allora, con appunto il nostro ospite avevamo parlato sia del fatto che in questo nuovo decreto, che tra l'altro poi gli vorrei chiedere quando lo potremmo vedere, ci sarà dentro probabilmente uno stralcio del magazzino fiscale, si pensa fino a 5.000 euro, poi ci saranno delle misure più diciamo di sostegno universale e poi abbiamo anche ovviamente una misura ad hoc per quanto riguarda gli operatori sciistici, perché non so se vi ricordate, ma la chiusura lampo, mettiamola così, che Speranza aveva annunciato qualche ora prima della riapertura, aveva provocato non pochi problemi a questo settore. Beh, allora, quindi abbiamo visto un po' il pacchetto ristori, che ancora ristori, ormai mi è entrato nella testa, mi perdoni, ma è un po' a furia di un anno aver sentito a furia di decreti ristori, ormai ce l'ho nel cervello. Abbiamo sentito quindi le misure a grandi linee ovviamente questo nuovo decreto sostegno, ma adesso io le volevo chiedere, ha parlato di uno stralcio del magazzino fiscale. Io una settimana fa ho fatto un'intervista dove a un certo punto si era appunto parlato anche del discorso di Draghi e del fatto che lui e del focus della riforma fiscale, quindi ha citato le nostre riforme storiche italiane, e questo mio interlocutore ha detto beh sì, però attenzione, perché si rifà alla Visentina, e la Visentina ha introdotto anche il primo condono. Ma secondo lei quindi è possibile, o forse è del tutto escluso, è pura follia, che ci sia un condono mirato della serie mettiamo a zero la situazione e poi da lì ricostruiamo una riforma fiscale, oppure fantasia? Allora, prima riprendo due pezzi del discorso precedente. Assolutamente. E poi rispondo all'ultima domanda. No, nel prossimo, allora, quando vedremo il decreto, suppongo entro la prossima settimana, ci saranno anche, noi lo stiamo chiedendo e ci sembra di essere ascoltati, le ulteriori sospensioni sia per l'invio delle cartelle che per il pagamento delle rottamazioni, come ci eravamo detti prima. Questo mi sembra una misura di buon senso, nel senso che non si può chiedere dopo aver sospeso per un anno il pagamento di rate per il buon motivo che molti non hanno guadagnato nulla, non è che puoi chiedergli di riprendere così in modo traumatico. Certo. Bisogna quantomeno aspettare che la situazione si normalizzi. Altra cosa, se ci sarà un sostegno 2 dipende un po' anche dall'emergenza sanitaria, da come viene gestita, da come viene anche comunicata, perché per esempio è chiaro che se si fanno prima annunci del tipo investite un po' nella vostra azienda per protezioni eccetera eccetera e il giorno X riaprirete, poi il giorno X-1 si dice no, state chiusi, allora non ci siamo, poi diventa ovvia la necessità di indennizzi. Questo metodo abbiamo chiesto che cambi, una fortissima discontinuità non si è vista, però siamo all'inizio, diciamo così. Il segno della discontinuità dovrà essere proprio questo decreto sostegni, in cui vediamo se si riesce finalmente a far entrare un po' di liquidità nelle tasche degli operatori che hanno dovuto sospendere la loro attività, e è interesse di tutti farlo, direi, quindi ci si dovrebbe riuscire. Il tema di collegare la riforma a un condono o comunque a un'operazione, diciamo così, di verità, secondo me è assolutamente ben posto. Tecnicamente un condono riguarda gli anni cosiddetti ancora aperti, cioè gli anni su cui si possono fare accertamenti. Il condono è quando lo Stato, prima di sapere se hai evaso o no, banalizzo ma scusatemi, certo, assolutamente, ti offre una sorta di patteggiamento, cioè ti dice dammi un tot e io non procederò ad accertare quanto avresti dovuto, d'accordo? In questo caso l'adesione, diciamo così, sana, bonifica, diciamo, tutta la situazione del contribuente. Le operazioni che aveva fatto la Lega e proposto la Lega non erano condoni, perché le rottamazioni riguardano carichi accertati e anche il saldo e stralcio riguarda, diciamo, contribuenti che hanno dichiarato e che però si sono trovati nell'impossibilità economica di pagare.
Idealmente non avrebbe d'altra parte neanche senso fare un'operazione di cancellazione del magazzino senza intervenire perché esso non si riformi di nuovo. Quindi bisogna in qualche modo consentire all'Agenzia delle Entrate di avere un rapporto diverso con il contribuente e con il Ministero. Se posso, spendo Sì, una parola. assolutamente. Bisogna ricordare che una volta la riscossione delle imposte era affidata a dei concessionari privati, quindi fra l'erario e i concessionari, che poi erano sostanzialmente grandi banche più alcune aziende specializzate, c'era un ovvio rapporto, diciamo, di controllo molto occhiuto, no? Nel senso che l'erario doveva controllare che il concessionario esercitasse tutta la diligenza possibile e la correttezza, eccetera, eccetera. Adesso, dalla riforma del 2005, se non ricordo male, prima con Riscossione SPA, poi con Equitalia, poi con Agenzia delle Entrate e Riscossione, di fatto la riscossione è rientrata nell'alveo della pubblica amministrazione e quindi però il rapporto fra il Dipartimento delle Finanze, il Ministero, l'erario, chiamiamolo così, e la riscossione è rimasto un po' viziato da quel tipo di impostazione precedente. Il che significa in buona sostanza che bisognerebbe invece che lo Stato si fidasse di se stesso, cioè che il MEF si fidasse dell'agenzia, e se l'agenzia dice guarda che questa cartella è sostanzialmente inesigibile, invece di costringere l'agenzia a sostenere ulteriori costi amministrativi, a mandare ulteriori lettere in giro che magari nessuno legge perché non c'è più, eccetera, eccetera, si dicesse che il perimetro, diciamo, del magazzino viene circoscritto, non so, agli ultimi 5 anni. Qui abbiamo le cartelle in carico ancora dal 2000 e quello, insomma, voglio dire, a questo punto, dopodiché naturalmente è chiaro che se si fa un discorso di questo tipo si deve fare un discorso di maggiore incisività dei controlli e anche delle misure di recupero. Io, per quel che mi consta, so che per esempio in Francia ci sono misure anche piuttosto incisive del tipo che ti bloccano il bancomat se tu hai una pendenza nuova nei riguardi del fisco e non paghi. Però lì nessuno si lamenta e nessuno fa le barricate perché la misura è a regime e c'è un rapporto chiaro fra contribuente e fisco. Il problema fondamentale che tutti noi abbiamo, tutti, anche paradossalmente i lavoratori dipendenti, ma per non parlare poi degli autonomi, è la estrema complicatezza del rapporto con l'erario che rende adempiere difficile non solo dal punto di vista economico, perché dopo un anno come questo ovviamente non hai soldi, ma proprio dal punto di vista amministrativo. Io mi stavo riguardando le scadenze per esempio di marzo, ce ne ho più di 15 davanti agli occhi. Una delle tante cose per esempio che sia i commercialisti che diciamo i contribuenti ci chiedono è di accorpare per esempio le scadenze, di non avere questo sbriciolamento per cui praticamente tu al fisco devi pensarci una volta al giorno, ogni giorno. Non è un bel vivere così, né per i consulenti né per i contribuenti e alla fine neanche per l'Agenzia delle Entrate. Assolutamente. Ma volevo capire meglio, quindi se ho capito, ovviamente mi corregga, non tanto condono, magari un'altra rottamazione, un'altra pace fiscale? Allora, no, la pace fiscale come la intendiamo noi è un insieme di provvedimenti che comprende una rottamazione delle cartelle, perché c'è anche il tema di, diciamo così, questo è un tema che onestamente non sappiamo ancora come verrà affrontato. Si sta parlando di differire l'invio delle cartelle, ma si sta parlando di stralciare, che è un'altra cosa, le cartelle fino a un certo importo, ma con le cartelle che poi dovranno comunque essere pagate, noi continuiamo a chiedere che venga fatta una rottamazione quater, l'abbiamo chiamata, che significa fondamentalmente non paghi le sanzioni, non paghi gli interessi e hai una rateazione che ti consenta di, diciamo, pagare in modo più agevole
gli importi che deve all'erario. Infatti il termine tecnico della rottamazione è definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, cioè delle cartelle. La nostra, quella fatta nel 2018 per il 2019 e gli anni successivi, prevedeva 18 rate. Quindi nella pace fiscale c'è la rottamazione, c'è il saldo e stralcio, sì. il contribuente fa un patto con l'erario, paga una certa percentuale e la cartella viene stralciata. E poi ci sono state altre cose, lo stralcio delle mini cartelle, la definizione agevolata delle controversie, perché anche un altro grosso problema che dobbiamo affrontare è quando c'è una controversia, quando un contribuente ritiene di non dover pagare e avrà i suoi argomenti per ritenerlo e quindi va in contenzioso con l'amministrazione. Anche lì, per esempio, nel caso di cosiddetta doppia conforme e anche in altri casi, cioè se per 2 volte in 2 gradi di giudizio il contribuente ha avuto ragione, gli si consente di non adire alla Cassazione in caso di ulteriore ricorso da parte dell'amministrazione, pagando comunque, pur avendo ragione, patteggia e da una parte per togliersi dagli ovvi costi umani e di un ulteriore grado di processo. Cioè, queste sono le cose su cui dobbiamo ragionare e speriamo, abbiamo segni di poter essere ascoltati dal governo su queste che sono cose di buon senso. Torno a dire, non è interesse di nessuno, non è interesse, direi, soprattutto del primo ministro, del premier Draghi, iniziare una esperienza di governo vessando i contribuenti, anche perché questo non fa ripartire l'economia e non crea un clima politico favorevole. Beh, certo, assolutamente. Ma le volevo chiedere, ma invece lato bonus, perché abbiamo visto che con il governo Conte sono proliferati bonus monopattini, bici, bonus PC, insomma, di tutto e di più, anche bonus occhiali avevo visto, era stato molto divertente. Questo governo invece ne faccio una domanda abbastanza così. Pensa di cancellare alcuni bonus un po' anche imbarazzanti? Come sarà la strategia? Si continuerà su questa cosa diamo un po' i soldi spezzettati a chiunque in modo che diamo un contentino? Oppure come la vedete? Ma noi abbiamo sempre visto male lo spezzettamento delle risorse, onestamente. Sapete che la nostra richiesta era di fare esplicitamente da subito quello che poi è stato fatto un pochino a pezzettini, generando anche una certa incertezza nei contribuenti. Cioè, noi avevamo chiesto proprio l'anno bianco fiscale, una sospensione dei pagamenti con un termine certo, scadenza 31/12. Ora, mentre aspettavo la vostra chiamata, mi sono andato un po' a rivedere la storia delle sospensioni delle varie scadenze. È tutta nel sito dell'Agenzia delle Entrate, è un bellissimo romanzo d'appendice. Già vi ho detto, di scadenze ce ne sono troppe, poi per ognuna sono state fatte delle sospensioni nel corso del 2020 differenziate dalle altre. I consulenti, quindi i dottori commercialisti, gli esperti contabili, ma anche i consulenti del lavoro sono letteralmente impazziti per inseguire questo spezzatino. E poi c'è il tema bonus. Allora, sul tema bonus io posso dire una cosa di principio. Se vogliamo fare una riforma del fisco, questa riforma del fisco deve avere, e questa è anche la linea che sta emergendo dal lavoro che stiamo facendo in Commissione Finanze, deve avere una stella polare che deve essere quella della semplificazione. Cioè non è quindi pensabile continuare a convivere con centinaia e centinaia di bonus, di crediti d'imposta, anche perché noi tendenzialmente continuiamo a proporre il modello della flat tax, quindi di un'aliquota unica. Avevamo iniziato questo percorso, come sapete, con l'estensione del cosiddetto regime dei minimi, quindi la cosiddetta flat tax per le partite IVA, che ha fatto emergere tantissimi contribuenti, tantissime partite IVA, ha reso la vita più facile a tantissime persone, perché lì c'era anche un tema di semplificazione dei vari adempimenti, la forfettizzazione dei costi, eccetera, eccetera.
è chiaro che bisognerà intervenire. È altresì chiaro che questa è una materia molto delicata, perché nel momento in cui togli il bonus alla categoria X, quella si lamenta e contenta la categoria Y. Ci deve essere un'operazione di sistema, bisogna creare un consenso. Questo può farlo un governo politico che sappia parlare ai cittadini, che abbia una forte fiducia da parte dei cittadini e che abbia anche una sua autorevolezza. Potrebbero esserci le condizioni in questo caso per tentare un'operazione di questo tipo, però ci sono delle misure che in realtà hanno senso, avrebbero, forse viene da dire, senso, se riuscissero a partire in modo efficace. E una di queste, per esempio, è il cosiddetto super bonus al 110%, quello per il super ecosisma bonus, no? per l'edilizia, che viene ritenuta da tutte le forze politiche, anche da noi, una misura che è assolutamente sensata, va anche nel senso delle indicazioni europee sulla riqualificazione energetica, la transizione energetica, eccetera, eccetera, però continua ad incontrare una serie di difficoltà amministrative, una serie di incomprensioni anche da parte del mondo bancario. Insomma, c'è sia da razionalizzare il numero, perché l'anno scorso sono stati introdotti più di 20 nuovi crediti d'imposta, nuovi bonus, sia da far funzionare bene quelli che ci sono, ecco. Certo, assolutamente. Prima di prendere la chiamata facciamo subito la chiamata, perché sennò dalla regia mi stanno facendo gestacci, quindi prendiamo la prima. Ciao, chi sei? Ciao, sono Manzoni. Sì, ciao, dimmi. Chiamo dalle Canarie. Il bonus migliore è stato il bonus Rubinetti. Hai dimenticato il bonus Rubinetti, quello lì è stato fantastico. Il bonus, guarda, uno che pensa, perché allora a questo punto mancava il bonus mutande, che chi andava al mercato a comprare le mutande aveva lo sconto e eravamo a posto. È una massa di scemi totali. Ciao. Ciao. Il cosiddetto bonus idrico suscitò qualche perplessità fra le file dell'allora opposizione, cioè noi, e adesso va gestito, ovviamente. Sì, avete una bella eredità, diciamo, un'eredità interessante. Sì. Un'eredità pesante, sì. Esatto. Sentiamo il secondo ascoltatore. Ciao, chi sei? Sì, pronto? Sì, buongiorno. Telefono da Segrate, mi chiamo Pia. Ascolti, a novembre del 2020, volevo chiedere così un chiarimento, non è arrivato la pensione di mio marito. Ho telefonato all'INPS e ho detto no, noi ce l'abbiamo pagata la pensione. Sono andata in banca ha detto se non arriva e noi non possiamo metterla, è arrivata sullo strato conto che ho guardato. E dopo ho capito che possono loro trattenere, se c'è tasse da pagare, la pensione? L'INPS, l'Agenzia delle Entrate? Sì. Lo chiediamo un attimo al nostro ospite. Perché possono trattenere, appunto. Adesso ce lo facciamo dire se ci può aiutare. Grazie, Pia. Aspetto? Sì, aspetta la risposta, che adesso ti risponde il nostro ospite. Grazie. Sì, tecnicamente questo è possibile, però mi sembrava che questo tipo di interventi fosse stato sospeso almeno per alcune fattispecie. Ora bisognerebbe un attimo approfondire con un po' di dettagli, però sì, fra le varie possibilità c'è anche quella di un pignoramento dei conti correnti da parte dell'amministrazione e quindi quella di incamerare eventuali somme che entrino nel conto corrente nel caso in cui esista. Però io a mia scienza ritenevo che queste procedure di esecuzione forzata fossero state sospese in questo periodo, forse bisognerebbe approfondirlo. Certo, sì, poi insomma è stata una risposta molto veloce. Sentiamo la prossima. Ciao, chi sei? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, ciao, sono Massimiliano. Senti, a proposito di pensioni, no? Allora, io ho 75 anni ma ho ancora un'attività per cui pago i contributi e sono già alla mia seconda rivalutazione.
perché la prima l'ho fatta 5 anni fa e adesso ho fatto al mese di giugno del 2020 ho fatto la seconda rivalutazione. Mi vuoi spiegare perché mi è arrivata la comunicazione dall'INPS che è stata accettata, però io sono 7 mesi che la mia rivalutazione non la vedo. E allora com'è sta storia? Cioè io lavoro ancora, pago i contributi, li ho pagati ancora per 5 anni, però la mia pensione è sempre quella di prima. Com'è sta storia? Vi saluto, grazie. Grazie. Com'è questa storia? Come mai? Io quando una cosa non la so dico che non la so, e in questo caso non la so perché l'argomento pensioni all'interno della Lega è come immaginate è trattato dall'ex sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Io quello che posso immaginare in questo contesto è che l'INPS è stata, caricata di una quantità di lavoro assolutamente esorbitante rispetto al solito, e insomma ci sono stati luci ed ombre nel corso del 2020 sul funzionamento dell'INPS, quindi posso pensare facilmente in questo caso che si tratti di un ritardo di tipo amministrativo. Dopodiché è chiaro che le rivalutazioni poi dipendono dalla fascia di trattamento, da quale è stata, dipendono da tante cose, bisognerebbe un attimo anche qui entrare nel dettaglio nello della specifico. Situazione, certo. No, assolutamente, qui non possiamo... Mi rendo conto che le questioni, questo però è un dato, cioè queste domande pongono questioni molto specifiche ed è giusto che sia così, perché sono quelle che stanno a cuore dei cittadini. Dal lato nostro, quello che emerge da questo tipo di domande è che viviamo in un sistema di una complicazione assolutamente ingestibile e che deve essere assolutamente semplificato per consentire al cittadino di orientarsi, perché altrimenti il patto di fedeltà con lo Stato, se lo Stato non ti fa capire quello che vuole, fatalmente si incrina. Assolutamente. Io tra l'altro vorrei ricordare che mi sono andata a rivedere gli scritti di allora, di quando ci fu il dibattito, comunque ormai parliamo della seconda grande nostra riforma fiscale, quindi con la Visentini, e già allora si parlava del fatto che c'era un fisco estremamente complesso che capivano veramente in pochi, e che non era alla portata del contribuente. Direi che sono ormai passati neanche pochi anni, eppure la situazione non è cambiata. No, io vorrei chiedere... È passato mezzo secolo, quindi e siamo lì, perché i decreti che regolano l'IVA sono ancora quelli del 1973, quindi fra un po' fanno 50 anni. Però nel frattempo oggettivamente la situazione si è complicata. Noi stiamo facendo queste audizioni adesso nelle commissioni finanze, sentendo tanti esperti, e il modello che si è andato creando in Italia è un modello di fisco che effettivamente non ha molti uguali nel resto del mondo per complicazioni. Certo, allora io le vorrei fare l'ultima domanda, se mi può rispondere in modo telegrafico, perché siamo in chiusura e dalla regia ovviamente mi stanno facendo gesti che non posso riportare. Secondo lei ci sarà una proroga dello stop ai licenziamenti, sì o no? Date le circostanze dell'economia ritengo che di sì, anche se forse con un approccio un po' più selettivo. Questo però incombe sostanzialmente al Premier Draghi dare il là su questa materia, e naturalmente bisogna, visto che parlavamo di INPS, che allora gli ammortizzatori sociali funzionino per evitare che siano gli imprenditori a dover sostenere il costo di questa misura, perché occorre anche che si ristabilisca un minimo di principio di libertà di impresa in questo paese. Assolutamente. Beh, allora noi siamo addirittura di arrivo, anzi siamo ormai arrivati. Io ringrazio veramente tanto il nostro ospite, quindi grazie ad Alberto Bagnai per averci spiegato, soprattutto dato anche delle novità in campo fiscale. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, vi do appuntamento sabato prossimo per un'altra puntata di Tax Girl. Ciao e buon weekend a tutti. Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man's world. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta